Oggi diamo per scontato, quando abbiamo in mano un giallo, quando abbiamo un libro di fantascienza fra le dita, diamo per scontato che ci sia un modo di narrare come questo. In realtà, senza Conan Doyle e senza Edgar Allan Poe, probabilmente i gialli non ci sarebbero stati, probabilmente la fantascienza non sarebbe arrivata nei libri. Arthur Conan Doyle, proprio per la sua formazione, è un medico, per cui ha un approccio totalmente diverso alla parola scritta. È anche un narratore che ha voglia di visitare il mondo, per cui racconta cose insolite, racconta la guerra come fece Hemingway, racconta anche le Olimpiadi di Londra del 1908. È quello che scrive che il nostro Dorando Pietri in fondo la maratona la vinse e che nessun giudice potrà toglierla mai. Fece persino di più, cioè fece una colletta per Dorando Pietri, raccolse 300 sterline, all'epoca una cifra incommensurabile, per aiutare quell'uomo che secondo lui non era solo il vincitore morale ma anche il vero vincitore. Certo, dire Conan Doyle ci fa venire in mente Sherlock Holmes e in particolare un paio di cose. La prima, lui odiava Sherlock Holmes, nel senso che a un certo punto Sherlock Holmes era diventato più famoso di lui, per cui nei 62 romanzi che ha scritto voleva un po' cancellarlo, anche perché lui in realtà era Watson, era il dottor Watson, l'uomo che si sentiva dire elementare. Solo in un libro infatti c'è la frase mitica elementare dottor Watson, perché è una frase che è stata usata poco, ma Watson prese le distanze da Sherlock Holmes, senza sapere che se oggi Conan Doyle è ancora così ricordato lo deve sicuramente a quello strano personaggio, che aveva molto del medico, che aveva insegnato proprio il lavoro di medico a Conan Doyle, che è il dottor Bell, e lui si riconosceva in questo personaggio magro che aveva fatto della deduzione, dell'intuizione il suo modo di lavorare in medicina. Ecco, si può fare anche grande investigazione, un po' da medico prestato alla fantascienza, al giallo e alla letteratura, e questo è quello che ha fatto Conan Doyle, mettendo Sherlock Holmes al servizio di un nuovo modo di raccontare i gialli nel mondo.